Sí, vale pi un'ora de alegría que siento in malinconia, dice il detto. Oh, ecco qua il nostro esperto, un po' tutologo. E ora, che ora sei tu tornai ieri sera, Alberto? A che ora che sono andato via? Via, sì. Ascoltami qua, guarda che era me compari sicurissimi giugiamentine che io ho detto vi porto a casa, io vi porto a casa. Cioè, io guardai sul muso con i tatuati, se mi ferma i vigili, Ecco. a se che parli mica vatti sempre tu lì, verità. Parole sante ti ha fatte. Sai tu cosa che mi è successo? Dopo neanche 300-400 metri mi ferma una pattuglia dei vigili. Qua paeta. Guarda caso, guarda caso. Io ho detto, buttevo dopo perdere, io fai finta di essere morti, alcolizzati ma morti. Morti e loro ti ascoltano. Che cosa ha avuto? Il vigile qua paeta si è incorto che ero io. Tu capisci? Mi fa, Berto, sì, tu, mi ha riconosciuto. Cosa ha aperto il portiere del cellulare? No. Berto, va a casa, fai finta di non averti visto. Guarda, è andata bene che gli ho dato una richiesta, c'era, mi sono partito, sì, ma ci ha passato qualcosa da dirti. Si mette a farmi... Dopo 80 metri cade un'altra pattuglia di vigili. No, ma è ora di me che... E si mette d'accordo a cosa ha avuto. Ma aspetta, perché anche questo mi conosceva. Anche questo? E anche questo mi ha detto va a casa, fai finta di non averti visto. No, sta quale fortuna. Dopo tu lì su una sera... Sta quale fortuna qua è grande. Una cerata e via, mi assomo 80 metri. Terza pattuglia dei vigili, perché quando che si mette d'accordo... Quando che a sfiga ti si mette basta. Ho sbassato i finestrino i tattosati. Se avevo voglia di fermarmi, mi fermai la prima volta e morta lì da ciapparsi in giro. Appunto. E come è andata a finire? E mi fa, Berto, se non te va fuori dalla rotonda, te me cata anche dopo, te me cata.